Poco fa nell'altro video qualcuno mi aveva detto di un UFO a Rimini. Sono andato un po' a curiosare e giustamente era verissimo. Un UFO in effetti è stato ripreso a Rimini, mentre si vede dal video, che purtroppo non posso mettere giustamente per motivi di copyright. Quindi nel video si vede proprio che l'UFO taglia di netto questo tornado e lo disattiva in effetti. A Rimini, Paolo, diciamo stavano due tornadi che si erano formati. All'improvviso un UFO è comparso e ha tagliato, diciamo, di netto il tornado. Comunque, come l'ha passato per centro, diciamo, l'UFO si è proprio, diciamo, l'ha spezzato questo tornado, si è tolto subito, immediatamente. Quindi questo fa capire che gli UFO sono nostri amici, in effetti, che tendono ad aiutarci, non sono nemici come si vuole credere. Una ragazza stava insieme al ragazzo e ha registrato con il cellulare questa immagine. In effetti, se provate poi ad andare su Google, scrivete UFO a Rimini e troverete sicuramente il video che io sto dicendo io a parole, perché, come ripeto, non posso copiare un video di un altro. Quindi però si vede nella scena tranquillamente che quando questo tornado sta camminando arriva questo, diciamo, questo UFO, questa cosa rotante, lo attraversa, lo spezza e scompare, diciamo, il tornado è finito. Quindi e subito va via anche l'UFO, quindi in effetti proprio si vede uguale, proprio una prova più chiara di questa non si può. Anche gli esperti hanno detto che il filmato è reale, non è stato toccato e quindi senza manipolazione. Quindi ragazzi, potete andare su no YouTube, su Google, scrivete UFO Rimini e sicuramente troverete il video che io sto dicendo a voce, che ripeto non posso perché ognuno giustamente ha i suoi diritti di copyright, come io come gli altri non possono copiare me, io non posso copiare loro. Quindi la ragazza ha fatto questa ripresa e vi posso assicurare che il video l'ho visto ed è realissimo, si vede perfettamente quest'UFO che attraversa questo tornado. È tornato subito, ragazzi, come d'incanto va via, come se l'avesse tagliato la base, la vita, non lo so. Comunque fatto sta che questo tornado scompare subito, quindi andate su Google, scrivete UFO Rimini e questo è successo il 9 di adesso, quindi sì, il 9 di luglio, sì, sì. Era a Milano Marittima e Rimini, in particolare nella zona di Bellaria, quindi nel mare Adriatico. È veramente impressionante il video, ragazzi, l'ho visto e si vede proprio questa cosa rotante, come sappiamo che sia il disco volante, l'UFO come lo vogliamo chiamare, che passa il tornado. Come passa il tornado, ragazzi? Non lo so, come d'incanto va via, è tornato, è rotto, non lo so, non ha più forza forse di girare perché è stato spezzato da questa tecnologia aliena e quindi perde tutta la sua potenza e scompare come una nuvola. Sapete una nuvola quando sta che poi si dissolve? E così è stato questo, diciamo, quello stava girando fortemente sull'acqua. E è apparso questa, diciamo, sì, Carmen, vai su Google e scrivi UFO Rimini e vedrai che trovi subito il video, lo trovi prima. Il primo che ti compare è il video di questa ragazza, in effetti. E si vede chiaro proprio uguale, e l'ho visto il video, ragazzi, vi posso assicurare che si vede proprio uguale che come attraversa questo tornado. È come se, che ne so, come se prendesse un'ascia e tagliasse un albero. Cioè lo spezza in due e finisce l'energia del tornado, ragazzi. Quindi, come sempre, come ho sempre detto, gli UFO non sono nostri nemici, ma bensì nostri amici, perché come ho sempre detto, ragazzi, ciao Maria, se questi ci vorrebbero distruggere, gli alieni ci mettessero, secondo me, un secondo a farci fuori. Quindi, da sempre io dico che se esistono ed esistono perché oramai ci sono sempre più prove che mettono in evidenza che non siamo solo noi, però
è anche vero che non sono nostri nemici, perché comunque riflettete bene, ogni volta sembrano aiutarci. Una volta il fatto del sole, della radiazione solare, una volta è così. Fateci caso, quando succede qualche eruzione, qualche terremoto, vengono avvistati proprio gli UFO dove ci stanno questi grandi guai. Sì, sì, ma poi, come passa, sì, Maria, come è passato il tornado, è scomparso pure l'UFO, diciamo, in effetti. Lo taglia e va via, si dissolve pure questo UFO, in effetti. Ho visto il video, taglia questo tornado e scompare. È tornato come d'incanto, è andato via. Boh. Quindi rimane sempre un mistero, però ripeto, secondo me sono a nostro favore, non il contrario. Quindi sì, l'ha tagliata proprio in due. Ho visto il video poco fa perché nella diretta di prima qualcuno mi ha detto: Giuseppe, ma hai visto il video dell'UFO? Ho detto no, ragazzi, non so nulla. Ho detto ma vado a controllare. L'ho guardato, ragazzi, e realmente si vede uguale, proprio non si può dire che non è. Poi è stato visto anche da persone competenti e hanno detto che non è manipolato, cioè che è potuto essere alterato, oppure è un video amatoriale, cioè è fatto col cellulare, quindi non c'è stata manipolazione a livello di computer di queste cose qui, quindi è tutto reale, quindi come sempre non siamo soli come abbiamo sempre detto, ma fortunatamente queste entità, come le possiamo chiamare, UFO, alieni, non so come, queste persone che sicuramente non sono del nostro pianeta, ci aiutano in vari modi, che forse non sappiamo. Sì, sicuramente Maria, non siamo soli perché l'universo è vasto, non credo che solo qui ci sia la vita, non voglio pensarlo proprio. A parte la nostra galassia ci stanno miliardi e miliardi di galassie, possibile che solo da noi stava la vita, sarebbe stato quasi impossibile. Comunque ragazzi, andate su Google, scrivete UFO Rimini e vedrete il video e poi mi direte che ho ragione. Andate per curiosità, andate, scrivete UFO Rimini, guardatevi il video, è davvero bello, sì, però allo stesso tempo mette paura perché uno pensa allora ci sono. Quindi da una parte ci sta quella curiosità, da una parte ci sta la paura, però non credo bisogna avere paura perché come ho detto sono amici, non sono nemici, perché ogni volta che compaiono ragazzi ci aiutano sempre. L'ultima volta hanno provato a buttare dei missili e li hanno disattivati, un'altra volta l'eruzione stava il disco volante sul vulcano, quindi come vedete ci aiutano, non è che vanno contro, se volevano prendersi la terra ragazzi, da mo che non ci stavamo più, quindi stiamo tranquilli che sono nostri amici e non il contrario. Sì, sì, Maria, sì, è curiosità e anche paura nello stesso tempo, perché è vero che tu vedi una cosa, però ti fa paura, però ci sta la curiosità che diciamo, ti fa vedere che cosa. Io pure io, come me l'hanno detto, ho cercato subito questo video per andare a curiosare. Eppure io sono rimasto, diciamo, meravigliato, impaurito, però ero curioso di vederlo, quindi a parte che ho sempre detto che a me queste cose, diciamo, sono sempre state attirate da queste cose che non si riescono a capire, perché a volte io vorrei capire, quindi da sempre queste cose, diciamo, di mistero mi appassionano. Quindi, perché io credo negli alieni, come credo che ci sia un'altra vita dopo di questa, quindi diciamo che io credo in queste cose. Quindi quando vedo pure qualche altro video di qualcun altro sono il primo ad andarlo a vedere, a parte i miei che faccio, ma io guardo pure i video degli altri oppure guardo su YouTube, ma ovunque. Qualcosa che ci sta di nuovo, di misterioso, io sono il primo ad andarlo a vedere, quindi è curiosità. Sì, sì, è incinta che sono 24 mesi oramai. Vabbè ragazzi, andate a vedere il video su YouTube, vi ho detto scrivete UFA Rimini
e poi sotto a questo video lasciatemi un commento e dite cosa ne pensate voi. Ma sicuramente ragazzi, la prima cosa che vi passa per la testa è paura, curiosità, però anche la cosa che queste persone ci aiutano. Quindi ragazzi, buona serata e ci sentiamo al prossimo video.